Ora vorrei sapere quante persone con i problemi agli occhi si sono sentite dire nella loro vita: ma quante canne ti fumi? Io sono una di quelle persone. Sono nata con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Noonan, che causa un sacco di problemi al corpo, i problemi più gravi al cuore e agli occhi. Sono stata operata varie volte agli occhi, per chi se ne intende, a 20 anni ho avuto 2 distacchi di retina in entrambi gli occhi. Sono stata operata prima a San Donà di Piave dal dottor Rapizzi e poi sempre da lui all'ospedale di Mestre. Avevo 2 distacchi di retina giganti causati dalla troppa miopia. Se si vede, una settimana fa sono andata a farmi l'iniezione nell'occhio sinistro per contrastare la maculopatia e le emorragie retiniche. Vado circa ogni 3 mesi da ormai 3 anni a fare queste iniezioni. Quando mi hanno operato alla retina mi hanno fatto la vitrectomia, cioè mi hanno già messo a 20 anni il cristallino artificiale e cercato di aggiustare la retina con del silicone, mi sembra. Questo è un heart attack. Non faccio l'ipocrita, no, non diciamo che non ci siamo mai fumati le canne, è che ormai sono passati tanti anni e i miei occhi sono così per dei problemi molto più gravi e magari qualcuno può capirmi che magari potrebbe dare fastidio, però ci siamo abituati. È una malattia degenerativa, quindi arriverà la cecità. Ne ho già avuto un assaggio a 20 anni quando ho avuto i distacchi di retina, ho visto per un po' di mesi l'oscurità, però finché ci vedo, finché vi vedo, resto qui a farvi compagnia. Ciao, un abbraccio.